Tifoso napoletano, tieniti forte perché è appena esplosa un'altra bomba sul mercato dell'azzurra. L'estate continua a bruciare a Napoli e, questa volta, il giornalista Alfredo Pedulla ha portato informazioni di retroscena che potrebbero cambiare il destino della rosa di Antonio Conte. Lascia subito il tuo like, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che stiamo per rivelare adesso potrebbe rivoluzionare sia l'attacco che alcune possibili uscite importanti. Andiamo dritti al punto. Antonio Nusa, il giovane norvegese che ha incantato l'Europa, al momento è fuori portata. Secondo Pedulla, il Leipzig chiede non meno di 50 milioni di euro per il giocatore. Una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza partenopea, specialmente dopo i recenti investimenti. Questo significa che il Napoli sta già dirottando le proprie energie su altre opzioni. Ed è qui che entra in scena un vecchio nome noto ai tifosi italiani, Federico Chiesa. L'esterno italiano, attualmente al Liverpool, è in attesa. Sì, hai capito bene, Chiesa è in stand-by, aspettando il momento giusto per un possibile affondo del Napoli. La dirigenza, dal canto suo, sta adottando una strategia prudente. La priorità ora è concludere un'uscita importante per liberare spazio e risorse economiche. Quel nome è Giovanni Simeone, che ha già attirato l'interesse del Torino. Pedulla lo conferma, l'attaccante argentino piace moltissimo ai Granata. E una trattativa dietro le quinte è pronta a decollare da un momento all'altro. Con la probabile partenza di Simeone e il dietrofront su Nusa, la strada potrebbe aprirsi per un assalto deciso a Chiesa. Vale la pena ricordare che il giocatore aveva già dato un sì verbale al Napoli in passato, soprattutto quando Allegri era vicino alla panchina. E anche se Conte ha altri nomi sul tavolo, la qualità, la versatilità e l'esperienza di Chiesa continuano a sedurre sia il mister che i tifosi. Nel frattempo, il Napoli continua a esplorare altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo, con altri nomi sotto osservazione, tra cui Sterling e Grealish, a seconda dell'evoluzione di queste trattative parallele. Giovanni Manna sta lavorando su più fronti, con l'obiettivo di consegnare a Antonio Conte una squadra competitiva, veloce e pronta a lottare per titoli nazionali e internazionali. E adesso, tifoso del Napoli, vogliamo sapere la tua opinione. Pensi che l'uscita di Simeone aprirebbe lo spazio giusto per un colpo importante come Chiesa? O credi che il club debba puntare su un profilo diverso, magari più giovane come Nusa, nonostante il prezzo elevato? Scrivilo qui sotto nei commenti, parliamone insieme. E se stai apprezzando questa copertura calda del calciomercato napoletano, lascia un super thanks per sostenere il canale e mostrare che la tifoseria del Napoli è la più appassionata d'Italia.